Fra le Dolomiti ed il Piave, la Belluno Feltre Run ha dedicato per un giorno l'intera arteria stradale della Val Belluna ai maratoneti che per il quarto anno si sono confrontati sui 30 km. Belluno Feltre 30 km, una gara anomala, una gara molto strana, unica in Italia, messa al punto giusto 3 settimane prima della Maratona di Treviso o 3 settimane di un'altra maratona come potrebbe essere la Milano Marathon. Porta questi numeri. Sul percorso abbiamo messo circa 600 collaboratori, con l'esattezza sono 576 e naturalmente abbiamo movimentato circa 60 gruppi che fanno parte di tutte le associazioni del percorso. La polizia, i carabinieri, tutte le forze dell'ordine, i vigili urbani, la polizia locale di ogni singolo comune, tutti hanno reso il massimo, stanno rendendo il massimo perché la manifestazione diventi veramente grande, perché chiudiamo comunque un'arteria importante della provincia di domenica e questo non è una cosa semplice per la provincia di Belluno. I partecipanti logicamente dipendono anche molto dal tempo, oggi ci ha aiutato molto il tempo, speriamo, finora le edizioni che abbiamo fatto siamo stati fortunati, speriamo che continui così. Abbiamo il santo in paradiso, spero che questo ci porti sempre bene, ogni anno bellissimo, oggi è una giornata stupenda. A marzo potremo trovare anche la neve qui da noi. Noi abbiamo sempre trovato bellissime giornate, la gente viene volentieri e siamo contenti di questo. Giornata fantastica, panorami mozzafiato ed entusiasmo alle stelle nei passaggi di Trichiana, Lentiai e negli altri comuni coinvolti nella corsa. In ambito maschile la vittoria è stata conquistata da Said Budalia della Biotecna Marcon, mentre tra le donne successo per Deborah Toniolo della Forestale. Voglio ringraziare tutti i feltrini e bellunesi che mi hanno fatto il tifo e oggi grazie alla staffetta che praticamente pensavo che il secondo era sotto, invece era la staffetta e quindi ringrazio la staffetta, è stata un bel stimolo per la gara, una giornata bellissima, il ritmo alla fine era elevato e sono contento di vincere. Un bel test, diciamo, questi 30 km in vista della in previsione della maratona di primavera. Era la mia prima volta e mi è piaciuta, tanto pubblico lungo il percorso, tanto tifo anche per noi donne, simpatiche tutte, forza femmine, facevano ridere. No, poi una bella giornata di sole, quindi è andato tutto bene. Belluno Feltre mi piace perché è una gara che attraversa tanti comuni dove c'è lo stimolo, sono i comuni, c'è la festa. E quindi io che sono di qua, vedo tutti gli amici sul tracciato, io credo che è una gara che può crescere in altissimo livello, è una gara dove sono composti tantissimi comuni e in collaborazione, l'arrivo è bellissimo, la partenza è una bella città e questo è il bello. Questa mattina sono partiti oltre 1300 concorrenti a Belluno sulla gara della 30 km, oltre 250 km, 200 persone sulla staffetta e abbiamo altre 220 persone che hanno fatto il Nordic Walking, quindi oltre 1600-1700 persone oggi qui arrivano a Feltre, nel centro di Feltre, questa città bellissima. La maggioranza naturalmente, il 60% è Veneto, però quest'anno abbiamo tantissimi friulani, trentini, emiliani, gente che viene da Roma, Milano, abbiamo stranieri, quindi siamo contenti perché promuoviamo proprio la nostra città, facciamo anche un po' di turismo. Con la macchina che abbiamo siamo pronti a superare anche i 2000 partecipanti. La Belluno Feltre Run dopo 4 anni già spopola. Il successo e la notorietà della manifestazione galoppano e fra i maratoneti abbiamo scovato nomi noti, non solo nel panorama podistico. Sono qui in preparazione alla maratona di Milano del 10 aprile prossimo. Che stiamo mettendo in piedi un progetto con la Gazzetta dello Sport. Siamo partiti l'anno scorso dalla maratona di New York. Oggi ero venuto qua invece di fare un allenamento da solo per testare la condizione, dovevo fare 21 km, ho allungato e sono arrivato a 30. Il percorso è fantastico, quindi ho un po' esagerato, ho pagato dazi un po' nell'ultimo strappo in salita, però sono contentissimo. Invece di fare un lungo, di allenarsi da solo, di stare magari 2 ore, 2 ore e mezza, 3 ore sui sentieri o sulla strada per conto suo, qui trova tutto, trova i cronometri, trova i ristori, trova il pubblico che era numerosissimo, lungo il percorso è una cosa bellissima, trovare anche il pubblico di far tifo, la musica nelle piazze e quindi uno deve venire qui per allenarsi in vista di una preparazione come potrebbe essere la maratona, oppure anche una sfida, potrebbe essere un tassello prima di fare una maratona, quest'anno la Belluno Feltre, il prossimo anno Belluno Feltre e maratona. Dico che vale la pena di farla, è preparata molto bene, organizzata ancora meglio,
Io che sono arrivato un po' indietro ho anche guardato finalmente il paesaggio, devo dire che la Val Belluna dà degli spettacoli meravigliosi. Prenderla come esperienza la prima edizione, perché è una gara suddivisa a 3 tratte. Il primo tratto Schierrovelo ondulato, dopo alla fine sono le discese dove poi si può recuperare e alla fine deve essere pronto. Io credo che chi li fa per la prima volta deve portare pazienza, perché non è mai il bello di questa gara qua e dopo la terza e la quarta volta dove sai in memoria tutto il percorso. Quindi io gli auguro che arrivano tantissimi atleti per questa gara qua, anche per riguardo alla staffetta che è bellissima. Uniamo anche due città, Belluno e Feltre, che così dicono che ci sia un certo campanilismo, ma in senso buono, una concorrenza per crescere in tutta la nostra provincia, per dare anche a tanti turisti che vengono, tanti sportivi, nuovi stimoli e nuove iniziative. Alla Belluno Feltre un ruolo importante è stato ricoperto dagli staffettisti che si sono dati battaglia nella 3x10 km. La staffetta è stata composta da me, sono partito per primo, poi ho dato il cambio a Simone Zanella, il secondo staffettista, e ha concluso la gara mio fratello. La staffetta è andata bene, diciamo ci sono stati un po' di problemi in partenza, perché siamo partiti circa 5 minuti dopo e abbiamo trovato molta confusione nei primi chilometri. Comunque poi per il resto molto bene. Sicuramente la prima parte era più veloce, poi da Lentiaia a Feltre appunto c'era un pezzo in falso piano, quindi è stata un po' più dura, però insomma è andata bene, dai. Spazio anche ai disabili con la vittoria di Eros Sacchet al Nordic Walking con il percorso da Anzù a Feltre e infine all'ecologia, come sentiremo nell'intervento dell'organizzatore Johnny Schievenin. Il percorso era bello, fantastico, segnato anche abbastanza bene, la gara è andata bene, stavo bene, ero in forma e sono contento del risultato. Difficoltà non ce ne sono tante, basta non correre. I pregi fa molto bene alla salute, poi ci sono dei corsi che ti spiegano tutto come fare Nordic Walking benissimo. Viviamo in una situazione, soprattutto nella Val Belluna e qui nel Feltrino, in cui il PM10 sfora tantissime volte durante la settimana. È una valle un po' particolare e abbiamo deciso di promuovere questo portando le bici elettriche, le macchine elettriche, abbiamo usato tutto quello che è ecosostenibile. I ristori abbiamo deciso di suddividerli, la plastica, l'umido, il secco, e con lo spirito trail, lo spirito di chi ama la natura e di chi ama l'ambiente in cui vive. Think I up and go leave ya for another senorita. You forgot that I need ya. You must have caught amnesia. That's why you don't believe her.